Buongiorno a tutti, grazie per essere qui presenti. Siamo in diretta online sia su Zoom che su IOM TV, quindi la web TV ufficiale di IOM, la società scientifica che rappresenta gli oncologi italiani, e siamo qui con due esperti italiani sul tumore della prostata. Infatti il titolo del webinar di oggi è Tumore della prostata, nuove prospettive tra diagnosi precoce e terapie innovative. Allora, il tumore della prostata è uno dei tumori più diffusi, ovviamente tra la popolazione maschile in quasi tutti i paesi occidentali. Solo in Italia rappresenta circa il 20% delle nuove diagnosi di tumore tra la popolazione maschile. È un tumore che ha avuto una evoluzione negli strumenti sia diagnostici che terapeutici con i quali viene affrontato dagli specialisti. Esistono infatti tanti strumenti, tante armi nelle mani, nelle mani degli oncologi. È un tumore che però presenta ancora un forte impatto sulla popolazione e presenta anche una difficile gestione di effetti collaterali che vanno a colpire anche la sfera intima, essendo appunto un tumore genito-urinario, con tutto ciò che ne consegue. Quindi ne parliamo oggi di tutto questo. Ricordo, se volete fare delle domande ai nostri esperti, potete lasciarle appunto sotto il commento oppure nella chat di Zoom, poi noi ne nutriamo ai nostri esperti. Passo subito alle presentazioni. Abbiamo il piacere di avere con noi il professor Marco Maruzzo. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Direttore dell'oncologia 3 dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, e il professor Nicola Calvani, oncologo medico invece presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Buonasera. Buongiorno, buon pomeriggio, Buongiorno. grazie per il venuto. Ok, cominciamo subito con qualche domanda ai nostri esperti. Cominciamo con il professor Maruzzo, al quale chiediamo di darci qualche dato. Qual è appunto l'incidenza del tumore della prostata in Italia? Prego. Grazie. Allora sì, come abbiamo già giustamente detto e come in realtà con Fondazione IOM ed IOM abbiamo ricordato più volte in vari incontri, il tumore della prostata è ancora oggi una delle principali diagnosi e una delle principali neoplasie per incidenza nella popolazione maschile. Noi sappiamo dai numeri del IOM e Fondazione IOM producono assieme ad IRTUM un manuale ogni anno che si chiama I numeri del cancro, che va a descrivere quella che è l'evoluzione dell'incidenza delle malattie e le prospettive. Noi sappiamo che abbiamo all'incirca ogni anno nel 2024 40.000 nuove diagnosi di neoplasia della prostata, che sono un numero assolutamente importante, che va contemperato sotto due aspetti diversi. Questo comprende tutte le malattie della prostata, quindi sia delle malattie della prostata in fase molto precoce, neoplasie che possono essere guarite immediatamente, sia malattie più avanzate. È comunque un numero consistente da un punto di vista della nuova numerosità. L'incidenza vuol dire quanti nuovi casi a ogni anno abbiamo in Italia. E questo è un dato estremamente importante perché per fortuna accanto a un'incidenza così alta rimane ancora una prevalenza molto alta. Vuol dire che un gran numero di queste persone che hanno una diagnosi guariscono o possono cronicizzare la malattia, per cui oggi ad esempio sappiamo che la sopravvivenza a 5 anni, cioè quant'è l'attesa dopo una diagnosi di tumore di essere vivi a 5 anni, è estremamente alta, siamo sopra il 91%. Quindi questo ci dice sono tante le malattie, riusciamo anche a trattarle bene, si vive molto a lungo e nel complesso in realtà poi per il sistema sanitario abbiamo tanti pazienti che per fortuna si accumulano di anno in anno, ma tante persone che devono essere a volte nella cronicità gestite con una diagnosi di tumore della prostata. Perfetto, grazie. Professor Calvani, invece, quali sono i principali fattori di rischio modificabili per questa malattia? In altre parole, cosa possiamo fare per evitarla? Prego. Beh, il carcinoma della prostata al pari di tutte le altre patologie oncologiche, subisce l'influenza di una serie di fattori cancerogeni noti, quindi sostanze che possono, che sappiamo poter causare direttamente delle mutazioni a livello della cellula tumorale, quindi a livello della cellula normale, quindi determinarne la trasformazione maligna. Poi abbiamo dei fattori di rischio che sono delle situazioni, componenti ambientali, agenti sempre di natura chimica, componenti della dieta, quindi alimenti,
tutti fattori che possono influenzare l'aumento, diciamo, l'incidenza della patologia senza andare a modificare, senza indurre delle mutazioni direttamente nel DNA della cellula. Quindi fattori che nella maggior parte dei casi sono modificabili, a parte l'età, che è uno di questi fattori di rischio, tutti gli altri fattori, quindi la dieta, l'esercizio fisico, la sedentarietà, l'obesità, l'abitudine tabagica, l'abitudine alcolica, sono tutti fattori che possono essere modificati dall'individuo e quindi incidere sulla riduzione del rischio di insorgenza di malattie. Rientrano tra quei componenti, quei fattori che fanno parte dell'epigenetica, quindi quei fattori appunto di rischio modificabili su cui si può agire in ambito di prevenzione primaria. Perfetto, grazie professore Maruzzo. Tra i vari trattamenti per il tumore della prostata si parla molto di vigile attesa e di sorveglianza attiva. Ecco, se ci può un attimo spiegare cosa sono questi due trattamenti e quali sono le differenze tra di loro. Prego. Ma allora sono due atteggiamenti che potrebbero sembrare la stessa cosa, ma sono due cose diverse. La sorveglianza attiva è un atteggiamento proattivo che è altamente raccomandato da tutte le linee guida internazionali per le forme di malattia prostatica a bassissimo rischio, quelle forme, se vogliamo essere proprio così onesti, che non vorremmo mai diagnosticare, quelle forme che spesso troviamo per caso e che poi dobbiamo in qualche modo gestire e trattare, ma per le quali sappiamo che scegliere di fare un intervento anche guaritivo, quindi magari una chirurgia o una radioterapia radicale che va a guarire la malattia, presenta più effetti collaterali e più rischi di non fare niente, perché riusciamo a stimare sulla base di parametri e indicazioni che il rischio che questa malattia possa nel corso del tempo evolvere, possa diventare pericolosa, possa comportare problemi di malattia, è così basso che conviene non fare niente di interventistico, ma avere un atteggiamento proattivo per cui la persona viene inserita, l'uomo viene inserito in un percorso di sorveglianza attiva che prevede delle visite urologiche, delle biopsie, delle risonanze magnetiche in tempi e in timing predefiniti per sapere che sì, non stiamo facendo niente di operativo nell'immediato, ma stiamo tenendo il problema, non lo stiamo perdendo il problema e se ci accorgiamo, ci sono dei parametri che se cambiano quei parametri siamo in grado di a quel punto proporre un intervento, un'attività che vada a guarire la malattia. A differenza della sorveglianza attiva, la vigile attesa invece è un atteggiamento passivo che in realtà è raccomandato, è poco, non dovrebbe essere raccomandato o può essere preso in considerazione solo in quelle circostanze nelle quali si valutano per motivi che spesso sono indipendenti dalla malattia, che non valga la pena di fare veramente niente per la malattia prostatica. Sono esempi un po' più estremi, ma situazioni ad esempio di persone con gravi altre malattie, con gravi altre patologie. Adesso è difficile fare degli esempi, ma per essere molto concreti penso a un grave infartuato che non può fare nessun'altra terapia e in cui sappiamo che purtroppo la prognosi della malattia cardiaca è molto breve. Andare a fare accertamenti, approfondimenti o cose su una malattia prostatica che magari ha una prognosi nettamente più lunga può non essere vantaggioso perché ci tocca interrompere alcuni trattamenti cardiologici o alcuni trattamenti per altre malattie, per cui lì dove non riusciamo ad essere efficaci conviene assolutamente, ma è un atteggiamento che va condiviso, va chiarito ed è una scelta di dire non ce ne occupiamo a meno che non ci dia problemi attivi. L'atteggiamento più indicato invece, soprattutto per le forme a bassissimo rischio, è appunto la sorveglianza attiva, che è un atteggiamento proattivo da parte, della comunità scientifica, dei medici nei confronti del paziente. Perfetto, quindi ricordiamo che è comunque un trattamento previsto dalle linee guida È un trattamento, la nazionali e sorveglianza è internazionali. prevista da tutte le linee guida nazionali e internazionali. Ci sono importantissimi studi sulla sorveglianza attiva, ce n'è uno che ha dato un follow-up a più di 10 anni, cioè che cosa è successo a 10 anni da quando abbiamo iniziato a fare questa cosa. Si è visto che c'è stata una quota di pazienti che ha bisogno di essere stata trattata, si è visto che a 10 anni c'è stata una quota di pazienti che hanno sviluppato anche malattia avanzata, ma complessivamente per quella categoria di rischio a 10 anni non c'è stato nessun evento di morte a causa della malattia diversa. E questo è un endpoint molto importante perché si può guarire dalla malattia, ma si può anche vivere assolutamente molto bene, mantenendo, preservando la qualità di vita anche per tempi molto più lunghi, perché
i trattamenti hanno degli effetti collaterali immediati e sapere che un atteggiamento di questo tipo, ben fatto, ben seguito, non impatterà sulla mia aspettativa di vita è assolutamente qualcosa di vantaggioso. Perfetto, grazie mille. Professor Calvani, invece, ritorniamo un attimo al discorso degli stili di vita e in particolare all'alimentazione, quindi la dieta. Come influisce sul tumore alla prostata? Prego. Sì, accennavo prima alla possibilità di modificare le nostre abitudini alimentari, le nostre abitudini nello stile di vita. Dobbiamo cercare di mettere in atto tutti quei comportamenti che accendono quei geni protettivi nel nostro patrimonio genetico verso il cancro e che spengono quei geni invece che possono causare l'insorgenza della malattia. Quindi cosa accende e cosa spegne questi elementi del nostro patrimonio genetico sono le nostre abitudini, quello che mangiamo ogni giorno, lo stile di vita che conduciamo ogni giorno. Quindi essenzialmente tutti gli studi, che sia nel tumore della prostata, ma nella maggior parte dei tipi di tumore, ci dicono che uno stile di vita equilibrato, una dieta equilibrata, l'adozione diciamo, di una dieta povera di grassi saturi, una dieta ricca di fibre, ricca di verdure, ricca di frutta, quindi ricca di agenti antiossidanti, è un elemento essenziale per la prevenzione primaria. mh, Ridurre il più possibile il consumo di alcol, abolire il fumo di sigaretta, nello specifico nell'ambito della dieta, quindi preferire cibi che sono compresi nella classica dieta mediterranea, quindi aumentare il consumo di pesce azzurro, ridurre il consumo di carne rossa, sono tutti elementi che alla fine non vanno intesi come singolo presidio, ma vanno intesi come appunto un insieme di elementi, insieme di comportamenti, insieme di abitudini che comportano quindi un benessere, un migliore benessere del nostro organismo. Un elemento molto importante nella prevenzione, tanto nella prevenzione primaria, ma anche nella prevenzione secondaria, quindi in chi ha già avuto una diagnosi di tumore di carcinoma della prostata, in chi si appresta ad affrontare delle cure, è appunto il mantenimento di una flora microbica intestinale residente ottimale, quindi il famoso microbiota intestinale. Dobbiamo pensare di più alla salute del nostro microbiota intestinale perché è fondamentale in tutti quei processi che regolano l'assorbimento, il metabolismo degli alimenti, quindi in tutti quei processi che, come dicevo prima, accendono e spengono delle luci nel nostro DNA, in senso protettivo, chiaramente. Perfetto, grazie. Allora, professor Maruzzo, parliamo un po' di terapie, in particolar modo quali sono le principali terapie per il tumore della prostata localizzato metastatico, quindi una delle forme più gravi della malattia. Allora, ci sono in realtà per fortuna tantissime terapie oggi, direi che potremmo parlarne probabilmente per giorni o fare delle conferenze intere. Proverò a dire alcune cose importanti, alcuni capisaldi. Allora, nella malattia localizzata, quindi quando la malattia è all'esordio, appunto al di là della sorveglianza attiva per le malattie a basso rischio, esistono due opzioni principali che sono la chirurgia con le sue diverse forme e la radio, quindi robotica, non robotica, aperta, a seconda dell'esperienza del centro, sono equivalenti in termini di risultato e dipendono dal centro, dall'esperienza, dalla conformazione fisica, da tanti fattori, ma portano alla guarigione. Parimenti porta alla guarigione la radioterapia radicale, cioè una radioterapia fatta a scopo di guarire completamente. A questo poi si associano o si associeranno a breve, perché oggi ancora sono in parte non rimborsate in Italia, ma ci sono delle evidenze scientifiche che dicono che in alcune malattie a più alto rischio si possono aggiungere dei trattamenti ormonali a scopo precauzionale, quindi a scopo adiuvante. Quando invece la malattia dovesse diventare una malattia metastatica, qui è oggi importantissimo avere eh, due o tre capisaldi fondamentali. Il primo è che la malattia della prostata rimane una malattia fortemente guidata dalle mutazioni dei recettori degli androgeni, quindi è molto sensibile alla quella che una volta si chiamava terapia ormonale, in senso più o meno lato. Quindi la terapia ormonale, la terapia androgeno deprivativa è il caposaldo fondamentale di tutto il trattamento
che quando si inizia tendenzialmente la persona porterà avanti per tutto il resto della sua vita. E a questo verranno aggiunti nei diversi momenti, nei diversi setting, nelle diverse indicazioni altri trattamenti, terapie ormonali di seconda generazione, terapie ormonali di terza generazione, chemioterapia di vario tipo. Sicuramente oggi ha un ruolo fondamentale e importante anche la radioligand therapy, quindi la terapia fatta con farmaci che vanno ad agire dei traccianti radioattivi che si legano alle cellule tumorali e che liberano delle sostanze che uccidono le cellule tumorali. E poi un capitolo fondamentale in tutto questo ce l'hanno altre due cose. La prima è la ricerca di fattori mutazionali. Noi sappiamo che una quota consistente, attorno al 20% dei tumori della prostata, presenta delle mutazioni dei geni BRCA1, BRCA2, oltre ad altri, i geni della famiglia BRCA. E se noi li individuiamo siamo in grado di personalizzare i trattamenti e aggiungere o da soli o assieme ad altri farmaci in combinazione farmaci mirati nei confronti della espressione della mutazione. L'altra cosa importantissima è che oggi, proprio perché la grande quantità di trattamenti, la grande quantità di opzioni ha reso la situazione molto meno lineare, molto più complessa, è importantissimo che tutte le decisioni di trattamento vengano prese da un team multidisciplinare, dove siano presenti tanti specialisti diversi che possono interagire e integrare e anche andare a potenziare o depotenziare i trattamenti a seconda di quella che è la situazione del paziente. Noi ad esempio oggi sappiamo, ci sono delle evidenze importanti che durante un trattamento di un certo tipo, se io ho una singola sede che progredisce, lì posso andare a fare della radioterapia mirata, uccidendo, tra virgolette, uccidendo solo le cellule malate e potenziando e prolungando l'effetto di quella terapia che sto facendo. E questa ovviamente è una cosa che va discussa tempestivamente in sede multidisciplinare, quindi ci deve essere ad esempio il radioterapista, ci deve essere il medico nucleare, quindi l'integrazione di tanti trattamenti diversi aiuta a personalizzare le scelte di trattamento sul rispetto di quelle che sono le linee guida e aggiungendo alle linee guida delle evidenze che a volte non sono ancora entrate a tutti gli effetti nelle linee guida, ma che sono delle evidenze importanti e che se discusse e avallate da un team multidisciplinare possono garantire il miglior possibile outcome per i pazienti. L'ultima altra cosa, vale sempre la pena, nonostante tutti questi trattamenti a disposizione, farmaci singoli, farmaci in combinazione, ne abbiamo una decina, quindi tempi anche di trattamento a disposizione che possono essere molto lunghi, vale sempre la pena di considerare tramite il setting multidisciplinare la possibilità di arruolare all'interno degli studi clinici. Gli studi clinici garantiscono oggi ai pazienti di poter accedere dove disponibili a trattamenti più precoci, trattamenti che spesso sono già più efficaci, magari dimostrati più efficaci in altri setting, trattamenti che non sono mai al di sotto di quello che sarebbe lo standard e che possono offrire qualcosa in più ai pazienti stessi, a cui che partecipano al trial e ovviamente in un senso questo molto più, come dire, di lunga visione, ma va assolutamente bene all'intera comunità dei pazienti perché tutti i trattamenti che oggi noi abbiamo, tutti i farmaci di cui disponiamo, derivano proprio dalla possibilità di aver incluso pazienti in studi clinici, di aver partecipato a delle sperimentazioni che poi offrono in generale una migliore forma di trattamento e questo va a vantaggio dei singoli, va a vantaggio della comunità dei pazienti, quindi è sicuramente vantaggioso per tutti. Perfetto, grazie mille. Un'ultima domanda per il professor Calvani, chiediamo quali sono le conseguenze psicologiche della malattia e anche dei trattamenti e come è possibile aiutare i pazienti in questo percorso. Prego. Ovviamente la diagnosi è già di per sé un trauma psicologico per il paziente, quindi affrontare una diagnosi di tumore rappresenta il primo importante scoglio che il paziente deve superare nel suo percorso di cura. Un aspetto che secondo me oggi sta diventando sempre più rilevante è l'abbassamento dell'età a cui si fa la diagnosi di tumore della prostata. Grazie diciamo, alla diagnosi oggi è sempre più precoce, grazie ai metodi anche di screening, le tecnologie anche di diagnostica più raffinate che oggi abbiamo, ehm, stiamo osservando negli ultimi 10-15 anni un abbassamento dell'età di incidenza. Quindi
un conto dal punto di vista psicologico è approcciare la malattia a 80 anni, come accadeva nella quasi totalità dei casi in passato, un conto è affrontare la malattia ad un'età più giovane, 50-60 anni. Quindi quando il paziente è calato ancora completamente diciamo, nel suo ambiente, nella sua trama sociale, lavorativa, quindi diventa sicuramente un trauma più difficile da superare e da affrontare. E, non dimentichiamo che dopo il trauma psicologico della diagnosi subentra poi il trauma psicologico dell'accettazione delle cure, quindi l'accettazione di un trattamento che sicuramente viene proposto per dare un beneficio al paziente, ma che chiaramente ha dietro di sé tutta una serie di risvolti, a partire dalla tossicità, che possono spaventare il paziente stesso e possono anche allontanarlo dal programma. Quindi la prima cosa da fare quando si affronta un programma di cura con un paziente è essere il più chiari possibile su quella che è la diagnosi, lo stadio, quelli che sono le finalità del nostro trattamento e quelli che sono gli effetti collaterali che un trattamento che noi stiamo proponendo può comportare. Comprendere la malattia, comprendere la cura, comprendere ciò che la cura può darmi come beneficio, ma ciò che la cura anche può darmi come tossicità, aiuta il paziente, aiuta anche l'oncologo a gestire meglio il percorso di cura, quindi a rendere questo percorso più agevole, più lineare. Essere insomma più chiari possibili sin dall'inizio, parlare col paziente prima di tutto e non solo, o non so, diciamo, non in modo completo soltanto con i familiari. Il paziente ha sempre la necessità di conoscere la sua diagnosi, conoscere il suo stadio di malattia e la necessità di conoscere quelli che sono i pro e i contro di un trattamento che andiamo a proporre. L'abbassamento poi dell'età diagnostica quindi comporta anche che si interviene in una sfera, diciamo, emotiva, sentimentale, anche una vita sessualmente attiva del paziente, quindi le cure che noi andiamo ad instaurare, le cure che siano trattamenti primari, sia un trattamento della malattia metastatica, hanno sicuramente un impatto molto, molto rilevante. Io ritengo che oggi, laddove possibile, si debba sempre ricorrere all'ausilio di uno strumento dedicato, ecco, di una figura dedicata che è quella dello psico-oncologo. Dove è possibile è sempre meglio approcciare all'inizio e in corso, se necessario, il percorso con una figura specializzata proprio in questo tipo di tematiche, in questo tipo di problematiche. Sbagliare l'approccio dal punto di vista psicologico può compromettere il programma di cura. Perfetto, chiarissimo, grazie ai nostri due relatori, c'è spazio per qualche domanda che ci è arrivata. Diciamo con il professor Maruzza ci chiedono se esistono altri marcatori oltre il PSA per il tumore della prostata e se i parenti o comunque diciamo persone considerate a rischio devono fare degli esami dopo una certa età. Allora, l'unico marcatore di malattia è il PSA, che è un marcatore specifico, è un marcatore di malattia, quindi serve nelle situazioni in cui io la malattia ce l'ho o la sospetto, mentre non dovrebbe essere fatto come esame di screening più in generale, come esame di tutta la popolazione, perché rischia di creare quelli che si chiamano i cosiddetti falsi positivi, cioè quei risultati positivi, ma che poi in realtà non sono malattia. Quindi l'esame del PSA, se anche venisse fatto così, va poi interpretato dall'urologo e associato alla visita clinica. Quindi bisogna andare a palpare fondamentalmente la prostata perché la si può sentire e se la palpazione è sospetta e il PSA è sospetto, allora è una cosa, se no è un percorso assolutamente differente di patologie benigne, di rialzi. Ci sono 100 altri mila motivi per cui il PSA può muoversi, non necessariamente per fortuna solo il tumore della prostata. Per quello che riguarda invece la familiarità, allora esistono dei criteri che possono essere identificati e considerati per valutare quello che è il rischio all'interno di una famiglia che possano insorgere alcune malattie con caratteristiche, soprattutto quando c'è un'ereditarietà nota o ci sono dei contesti clinici particolari. Ad esempio, nelle famiglie in cui ci sappiamo esserci, parlavamo prima delle mutazioni di BRCA.
Le mutazioni di BRCA sono delle mutazioni che sono comuni a il tumore della prostata, il tumore della mammella, il tumore dell'ovaio e il tumore del pancreas all'interno delle stesse famiglie. Quindi se si trova una mutazione sulla malattia del tumorale, si va a cercare se questa mutazione ha delle caratteristiche possibili di ereditarietà e se si è in una famiglia con delle caratteristiche di ereditarietà note, si entra in programmi di sorveglianza, di controlli precoci per identificare, ridurre il rischio o per identificare la malattia quando è in fase molto precoce. Poi ci sono dei criteri solo clinici, ad esempio diagnosi, come diceva il collega, anche in età molto giovane, malattie più aggressive, lì vanno discussi caso per caso. Il senso lì di fare delle visite più precoci nelle persone sane è ancora molto dibattuto, però sicuramente esistono dei criteri che noi seguiamo per cercare di individuare cluster, famiglie, gruppi in cui la malattia potrebbe essere più o meno presente e sono malattie non necessariamente solo dell'uomo e non necessariamente solo della prostata, ma fanno parte di una sindrome che appunto comprende anche l'ovaio, comprende anche la mammella, quindi il sesso femminile, la mammella anche nel sesso maschile e il pancreas sia negli uomini che nelle donne, quindi questo assolutamente sì. Perfetto, grazie. Una domanda al professor Calvani. Ci chiedono se il supporto psico-oncologico può servire anche a un paziente che sono in sorveglianza attiva. Assolutamente sì, il programma di sorveglianza attiva è un programma, come diceva il collega, terapeutico a tutti gli effetti. È una terapia, non terapia, nel senso che dobbiamo seguire il paziente dal punto di vista dell'evolversi della sua malattia in modo più ravvicinato, ma questo chiaramente, il non fare un trattamento sapendo di avere un tumore comporta ha dei risvolti psicologici non indifferenti sul paziente. Mantenere, salda la volontà di procedere nel programma di sorveglianza attiva e essere aderente al programma di sorveglianza attiva comporta sicuramente uno sforzo psicologico. Quindi in molti di questi pazienti, lì dove è necessario, è opportuno anche intervenire con un ausilio dal punto di vista psico-oncologico. Perfetto, grazie. Un'altra domanda al professor Maruzza. Ci chiedono cosa vuol dire che il tumore alla prostata è resistente alla castrazione? Allora, questa è una buona domanda, è un termine molto tecnico che esprime e serve un pochino a noi in realtà a classificare quelli che sono i diversi step in cui la malattia, nella malattia metastatica, quindi nella malattia avanzata, evolve. Noi dicevamo prima il caposaldo fondamentale è la terapia ormonale. La terapia ormonale ha come effetto fondamentale quello di creare indurre l'andropausa, perché andiamo a sopprimere il testosterone e con un termine che noi abbiamo sempre mutuato direttamente dall'inglese, che è un pochino più brutto, ma che rende molto bene l'idea, andiamo a creare la castrazione chimica a tutti gli effetti, cioè riduciamo il valore del testosterone. Questo in realtà sulla linea di principio dovrebbe essere sufficiente per, come dire, controllare completamente la malattia. A volte succede che nonostante questo, e succede in tante malattie oncologiche, noi abbiamo individuato una via per bloccare la malattia e la malattia trova un escape, trova un modo di andare avanti lo stesso e quindi nonostante la castrazione la malattia diventa resistente, cioè la castrazione non fa più effetto e la malattia progredisce comunque. Di fatto a noi serve solo per identificare setting diversi di malattia in cui sappiamo che funzionano trattamenti diversi fatti in modo diverso. Ecco, ci aiuta fondamentalmente a questo. Perfetto, ultima domanda al professor Calvani. Ci chiedono in quanti casi, se esiste appunto una percentuale di tumore alla prostata, le terapie provocano incontinenza o impotenza. Beh, la percentuale è chiaramente, se parliamo di pazienti che affrontano un trattamento primario, la percentuale sia di incontinenza che, quindi mi riferisco alla chirurgia o alla radioterapia primaria, l'incontinenza e la impotenza dipendono veramente direttamente dal tipo di trattamento che è stato eseguito, quindi più frequente nella chirurgia piuttosto che nel trattamento radioterapico. Parlare in termini di percentuali, è superfluo perché si tratta della maggior parte dei pazienti. Quando parliamo di terapie sistemiche, invece, quindi nella malattia metastatica, nella malattia ricaduta dopo il trattamento primario o nella malattia metastatica già all'esordio, è ovvio che, come si diceva prima, il caposaldo
del trattamento è il trattamento ormonale, che è un termine secondo me devastante dal punto di vista, sempre per tornare al discorso psicologico, di castrazione farmacologica. È chiaro che l'obiettivo è quello di abbassare i livelli di testosterone a livelli prossimi allo zero, quindi con ovvi risvolti su quella che è la potenza sessuale, su quella che è la libido. Quindi è ovvio che questi pazienti saranno nel 100% dei casi penalizzati per quanto riguarda il discorso la sfera sessuale. Sull'incontinenza, ovviamente, se non hanno subito, Paolo, mi riferisco ai pazienti in terapia sistemica, se non hanno subito un trattamento primario, è ovvio che potrebbero non avere problemi importanti di incontinenza. Perfetto, ringrazio veramente di cuore il professor Maruzzo e il professor Calvani per il tempo che ci hanno dedicato, per la chiarezza anche nelle loro risposte, nelle loro relazioni. Quindi grazie mille per essere stati con noi e aver partecipato a questo webinar. Grazie a voi. Grazie a voi. Per il momento è tutto, come sempre vi invitiamo a seguirci sui nostri social, sui social di IOM e di Fondazione IOM, per poter appunto rimanere aggiornati a tutte le iniziative che realizziamo per i pazienti. Quindi per il momento è davvero tutto, grazie mille, a presto, arrivederci, buon pomeriggio.